Ben ritrovati sulla Mania TV, oggi ci troviamo nuovamente con Luca Falchi e con Stefania Terrazzoni, ben ritrovati. Dobbiamo parlare degli eventi culturali della stagione, diciamo, pasquale, quindi partirei subito con te. Luca, dici un po', quali sono gli eventi in programma? Buongiorno a tutti. Allora, siamo riusciti anche per quest'anno con l'assessore Tarazzoni a organizzare, secondo me, un bel programma variegato, diviso tra cultura ed eventi. Per entrare subito nel vivo, che poi la gente vuole, non vuole sentire, ne vuole vedere, vuole sapere che cosa c'è, abbiamo l'8 marzo, quindi a breve, il festival, la festa della donna. All'interno del mercato, come già l'anno scorso abbiamo fatto, ci sarà un bellissimo concerto con quasi esclusivamente donne, dedicato alle donne, molto atteso perché già l'anno scorso fu un successo. È sempre bello avere musica dal vivo con i nostri artisti e le nostre artiste che sono veramente fenomenali. Si seguirà poi con tutta una serie di eventi. Il 13 c'è Capai, un comico sardo, attualmente veramente molto in hype, come linguaggio giovanile, io sono giovane, molto in hype, e lo aspettiamo perché è stata una richiesta veramente che ci hanno fatto tanti giovani. In privato a noi, o quando ci fermano, ci chiedono un po' di nomi e K era un nome veramente forte e in auge per la stand-up comedian. Poi abbiamo Luciano De Sciscio. Luciano De Sì lo conoscete tutti, farà uno show dedicato insomma alla sua storia, meraviglioso. Poi abbiamo il 28, il giorno di Sadias a Sardinia, abbiamo Marras, molto atteso. Marras non, non Massimiliano, Pietro è molto atteso perché questa giornata qua, peraltro, ci ha raccontato lui nelle varie call che abbiamo fatto, è una giornata che quando era consigliere regionale chiese lui di essere inserita come un giorno di festa ricordo della Sardegna, quindi quale giorno migliore a farlo esibire in questa giornata qua. Poi un evento a cui io e Stefania tenevamo molto, l'avevamo annunciato l'anno scorso e noi quindi abbiamo questo vizio di mantenere le promesse che facciamo, e quindi il Festival del Mare che sarà il 14 e 15 di maggio. Lo sapete tutti cos'è il Festival del Mare, tantissimi anni fermo, ripartirà con voci maddalenine e non solo, con band locali e non solo, con una giuria composta da varie tipologie di persone esperte. Siamo veramente molto contenti di poter riaprire il festival. E infine, e chiudo, stiamo lavorando a due eventi, uno un po' più di nicchia ma molto bello, e poi un concerto, non possiamo ancora né svelare né confermare perché è tutta in lavorazione, da tenersi verso fine aprile. Insomma, siamo, come vedete, sempre in movimento. Non ci puoi dire proprio niente? No, posso dirvi niente perché non perché vogliamo fare, insomma, tenere il segreto, ma perché è veramente lavorazione e non è detto che si possa fare, no? Però non appena riusciremo a risolvere, a sciogliere le ultime riserve, ve lo comunicheremo per tempo, statene certi. Speriamo bene allora. State collegati, quindi stay tuned. Tra l'altro, Stefania, una cosa molto importante è la convenzione con i traghetti, insomma, ci puoi spiegare meglio che cosa è successo e che cosa porterà quindi a questi eventi? Sì, qualche tempo fa, pochissimo tempo fa, siamo andati in giunta per deliberare l'utilizzo delle risorse che la Regione Sardegna mette già da un po' di anni a disposizione per l'abbattimento del costo dei traghetti sulle isole minori per i non residenti. Noi abbiamo deciso di concentrare l'utilizzo delle risorse nei periodi di bassa stagione, quindi per tutti i fine settimana, i weekend, per le tratte di andata e ritorno, coloro che decideranno di venire alla Maddalena potranno usufruire di una tariffa equiparata a quella dei residenti. Eh, quindi noi ci stiamo spingendo in questa via per continuare quel percorso di destagionalizzazione che comunque abbiamo iniziato già in modo molto importante dall'anno scorso. Quindi gli eventi culturali che stiamo facendo in questi periodi di spalla sono parte di un progetto comunque più grande che si collega all'utilizzo delle risorse per lo sconto dei traghetti. Quindi andiamo su questa strada perché la Maddalena non è solo estate. E questi eventi appunto quali saranno?
Quest'anno ugualmente abbiamo una serie di eventi e di autori molto importanti, quindi innanzitutto quest'anno Culturisola collabora con Note d'autore che abbiamo iniziato l'anno scorso anche lui e quindi ci concentriamo sulla presentazione di libri e sulla presentazione di autori comunque di una certa rilevanza. I primi appuntamenti sono il 14 marzo, avremo alle 17:30 presso il Mercato Civico l'Associazione Amici della Biblioteca ci porterà il gruppo sassarese Umaniora per un piccolo concerto. Siamo molto felici di aver potuto aiutare e organizzare con l'associazione questa manifestazione. A seguire avremo la presentazione del libro Il cuoco del Quirinale che è dell'autore Pietro Cazzola. Ci saranno una serie di aneddoti anche che riguardano la Maddalena, perché giustamente quando il Presidente della Repubblica viene alla Maddalena portava con sé il suo cuoco personale. Poi per andare avanti avremo il 21 marzo Pier Giorgio Puligi, che è quindi un autore sardo molto conosciuto a livello nazionale e anche e soprattutto in Francia. E poi l'11 aprile avremo Renato Mugiri con la storia della musica, quindi un evento un po' più musicale, mentre il 21 aprile avremo Sigfrido Ranucci col suo spettacolo teatrale, diciamo, Il diario di un trapezzista. A queste date però si sta lavorando per l'aggiunta di presentazione di altri autori, quindi non so se qualcuno qui vorrà dare qualche dettaglio. Non diciamo niente per adesso, potrebbe essere un autore, insomma, isolano che Autoctono. mettiamola così, appena avremo la conferma lo possiamo dire a gran voce. Esatto, quindi altri autori e altre piccole manifestazioni comunque da inserire nel nostro calendario, sempre coinvolgendo appunto autori e artisti locali che comunque questa dinamica che si è instaurata comunque anche con noi, questa collaborazione ci rende molto orgogliosi perché ci fa sentire tutti parte di una comunità e quindi andiamo avanti su questa strada finché ecco, sarà possibile farlo. Allora, grazie mille, gli eventi in programma sembrano assolutamente eccellenti, speriamo bene per queste date anche da confermare. Grazie mille e quindi ci vediamo tutti agli eventi.